io vorrei che San Donato tornasse leader. Sul futuro di San Donà, Carlo Cetoli, candidato sindaco del Partito Democratico, non ha dubbi. Lo ha detto chiaramente venerdì 13 marzo, alla presentazione delle liste del PD sandonatese. Dopo la presentazione dei candidati e il brindisi di rigore, la parola è passata all'aspirante sindaco, che ha voluto ribadire il suo no a una città dormitorio, da cui i ragazzi desiderano scappare. Per Cetoli bisogna Far sì che i giovani abbiano nell'ambito del San Donatese i loro spazi. Non hanno più gli spazi perché l'unico spazio che c'era, che era quello della Golena, adesso è stato occupato. Poi c'è il problema del traffico, serve un piano preciso. È un traffico caotico, è un traffico che non è mai stato regolarizzato, nonostante ci fosse la possibilità di fare un piano del traffico, non è stato fatto. Serve più attenzione anche per l'ospedale. E quello è un punto di riferimento assolutamente imprescindibile, noi non possiamo perderlo. Ci vorrebbero delle strutture di supporto, sto pensando al dopo degenza. E un'altra risorsa importante è il volontariato. Vorrei che fosse maggiormente valorizzato il volontariato, che mi sembra questa amministrazione ha lasciato assolutamente in ombra. Oltretutto tagliando i fondi. Anche nel campo del sociale si può fare molto. Cetoli propone iniziative per gli anziani che vivono da soli, ma anche per i più piccoli. Gli asili nido, siamo 40.000 abitanti, ne abbiamo uno comunale e mi pare 2, forse 3 privati. Certamente sono insufficienti. Non sono i privati, ma il comune che deve occuparsi di tutto questo. Gli aiuti alle famiglie e ai più deboli che dicevo prima devono venire fatti con delle strutture che sono del comune o comunque convenzionate con il comune. Ultimo punto, la situazione disastrata della cultura a San Donà. Credo che siano 4 anni o 5 anni che il teatro è stato lasciato a se stesso. C'è un programma dell'amministrazione, ma è un programma che è chiuso in un cassetto e nessuno conosce, nessuno sa. Sto pensando a quello che doveva essere il centro della cultura di San Donato Piave, e cioè questo nostro palazzo è sovradimensionato rispetto alla cultura che si fa, perché al di là di qualche mostra non viene praticamente fatto nulla. In chiusura, brindisi, applausi e un messaggio per tutti. Se convincete almeno una persona che la pensa in maniera diversa rispetto a noi, amici, vinciamo il primo colpo e cambiamo San Donà, per cui mi raccomando, mettetevela tutta. Grazie!